Buonasera. Avevo promesso che sarei ritornato sui privilegi dei parlamentari e così questa sera voglio parlarvi dei vitalizi dei deputati e dei senatori. Personalmente li ritengo uno dei privilegi più scandalosi in questi tempi di gravi difficoltà economiche. Il 3 agosto scorso l'onorevole Borghesi dell'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro ha presentato una proposta di legge dal titolo Disposizioni per l'abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e per i consiglieri regionali. Questa proposta si propone di eliminare questo privilegio dei parlamentari ma anche dei consiglieri regionali. E siccome le regioni detengono la potestà legislativa in questa materia, un comma di questo progetto di legge prevede che qualora dei consigli regionali decidessero di non abolire i loro vitalizi, lo Stato ridurrebbe i trasferimenti ordinari a quelle regioni pari ai costi dei mancati risparmi. Alcuni giuristi ritengono che la soppressione del vitalizio sia in contrasto con la Costituzione, mentre molti altri non sono di questo avviso. Infatti la Corte Costituzionale, con una sentenza del 1994, ha stabilito che il vitalizio percepito dagli ex parlamentari e dagli ex consiglieri regionali viene a collegarsi all'esercizio di un mandato pubblico che ha connotazioni diverse rispetto alla pensione da lavoro. Per dirla in breve, il vitalizio non è inteso come una pensione che un normale lavoratore riceve dopo il suo percorso lavorativo. Quindi non ha natura previdenziale, che è irrevocabile una volta acquisito, ma una prebenda che rientra tra le indennità, quindi revocabili se il Parlamento decidesse di abolirlo. Se la proposta di Italia dei Valori diventasse legge, il risparmio per l'erario sarebbe pari a circa 1.100 milioni l'anno, 1 miliardo e 100 milioni l'anno. Il deputato nazionale per il suo vitalizio versa mensilmente 1.006,51 euro, che è l'8,6 della sua indennità circa. Dal regolamento del 30 luglio del 1997 il vitalizio decorre al compimento del 65° anno di età, che poi diminuisce a 60 in relazione agli anni di mandato parlamentari svolti. La proposta dell'Italia dei Valori propone che dal 1 gennaio del 2012 i contributi dei parlamentari relativi al vitalizio siano trasferiti alla gestione separata presso l'INPS, per cui i parlamentari verranno equiparati ai lavoratori atipici e la futura loro pensione e quindi non più vitalizio sarà calcolata con il sistema contributivo come dei normali cittadini. E se la proposta dell'Italia dei Valori verrà accolta, dal 1 gennaio del prossimo anno saranno soppressi gli assegni dei vitalizi ai parlamentari che la ricevono, ai quali sarà data una nuova pensione la cui quantità sarà calcolata con metodo contributivo, cioè riceverebbero in sostituzione del vitalizio una nuova pensione calcolata sui contributi versati quando sedevano negli scranni del Parlamento o del Consiglio regionale. Non avremo così personaggi che ricevono dei vitalizi di oltre 8.000 euro mensili sommati da ex consigliere regionale e da ex parlamentare. Non avremo più vitalizi di quasi 2.000 euro mensili solo dopo un giorno da parlamentare. Non avremo più degli ex parlamentari come Sgarbi, che dopo essere stato condannato per truffa aggravata e continuati ai danni dello Stato a 6 mesi di carcere, percepisce un vitalizio mensile netto di 8.455 euro. Oppure l'ex ministro Pandini, condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione per le tangenti all'ANAS e percepisce un vitalizio mensile di 9.947 euro, sempre al netto. Insomma, se questa proposta diventasse legge dello Stato, oltre a far risparmiare le casse dello Stato, abolirebbe dei privilegi che di questi tempi sono davvero insopportabili. Un'ultima considerazione: quando sentite degli esponenti del PDL e della Lega che si lamentano perché l'opposizione non propone nulla, che l'opposizione è capace solo di criticare il governo, ebbene in quel momento vi stanno mentendo sapendo di mentire. Si stanno comportando da cialtroni. Questa proposta di legge sta lì a dimostrarlo, senza dimenticare che 2 mesi fa Italia dei Valori aveva presentato un disegno di legge che si proponeva di abolire tutte le province, ma che poi è stato cassato sia dal PDL che dalla Lega, dall'UDC e anche dal PD, con l'eccezione di qualche loro parlamentare dissenziente. E questi sono fatti. Le chiacchiere a questo punto stanno a zero. Mercoledì prossimo non ci sarò. Ci rivediamo con l'Isola mercoledì 14 settembre. Buonasera.